Tragico schianto all'alba alla barriera di Mestre, in A57, 41enne nata a Motta di Livenza, residente a Udine, muore sul colpo. Un anno fa aveva perso il compagno, morto precipitato in un incidente col parapendio. 46enne in bici, travolto e ucciso da un furgone a Codroipo. L'autista del mezzo fugge ma viene rintracciato dopo alcune ore nel veneziano. Troncato da un malore mentre lavora alla manutenzione di una caldaia in casa, vittima un cinquantenne, la tragedia ad Arcugnano. Folla commossa a Ramon di Loria per i funerali di Kevin Bonaldo, il 25enne ciclista morto a un mese dal malore che lo aveva colto dopo la gara di Sovizzo. Ci tenevano d'occhio da tempo la rabbia del neopapà di Rubano dopo il blitz dei ladri in negozio mentre la moglie partoriva, i banditi ripresi dalle telecamere. Oltre 2000 agricoltori di Coldiretti al Palageox per incontrare i candidati alle regionali, le richieste del comparto. Intanto Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di Giorgia Meloni per supportare Stefani a fine campagna elettorale. Si saprà entro domani sera se la lista dei popolari a sostegno di Fabio Bui sarà riammessa alla campagna per le regionali. Presentato ricorso in Corte d'Appello, risolta invece la contestazione al simbolo di Riccardo Szumski che contrattacca ancora una volta la segnalazione arrivata da Verona. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque prima di cominciare con i servizi e con la tanta cronaca il nostro sondaggio di oggi incentrato sugli affitti turistici di cui si è tanto dibattuto in questi giorni. È giusto secondo voi aumentare le tasse? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690, poi come sempre vedremo l'esito nel corso di Ring. Andiamo subito alla cronaca e al gravissimo incidente alle prime luci del giorno in A57, uno schianto fatale alla barriera di Mestre, costato la vita a una 41enne. È quello che resta dell'auto di Lavinia Capobianco, 41enne originaria di Motta di Livenza nel Trevigiano e ora residente a Udine. La donna era a bordo del mezzo lungo la A57 quando per cause ancora tutte da appurare ha perso il controllo e si è schiantata contro il casello della barriera di Mestre. Uno scontro che le è stato fatale. L'incidente intorno alle 4:50 del mattino, l'allarme lanciato subito dal personale di Concessioni Autostradale Venete, la cui sede è proprio a pochi passi dal casello. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, gli ausiliari di viabilità Cave e i sanitari del SUEM che hanno potuto solo constatare il decesso della 41enne. Un impatto violentissimo che ha eluso quelle che in gergo vengono chiamate fisarmoniche, i prolungamenti delle corsie dei caselli che servono proprio ad attutire gli incidenti, proseguendo la sua corsa ad alta velocità contro le colonne di acciaio della carreggiata, finendo poi contro il guardrail del casello. All'origine del gravissimo incidente forse un malore o più probabilmente un colpo di sonno. Affidati alla polizia stradale tutti i rilievi del caso. Chiuse per alcune ore la pista di esazione e quella a lato che hanno riportato danni strutturali. Nella mattinata si sono poi formate code a causa della riduzione delle porte di telepedaggio aperte. Lavinia Capobianco era la compagna di Carlo Alberto Murarno, ingegnere originario di Sacile, che appena un anno fa ha perso la vita in un incidente di parapendio su Monte Baldo. L'uomo, esperto sportivo e prossimo al conseguimento del brevetto, era precipitato durante un volo ed era stato elitrasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Trento, dove è deceduto poco dopo. Lavinia e Carlo si erano conosciuti durante gli anni universitari a Udine, dopo cui non si erano mai lasciati. Una storia, la loro, interrotta tragicamente con 2 incidenti a distanza di pochi mesi. Un tragico destino che getta nel dolore la comunità di Campoformido. La notizia della morte di Lavinia, naturalmente, dice chi la conosceva che nonostante la tragedia della perdita del compagno non aveva mai perso il sorriso. Il destino torna a colpire la comunità di Campoformido e lo fa in maniera durissima, quasi subdola. A quasi 1 anno e mezzo di distanza dalla morte di Carlo Murano, ecco che si è spezzata prematuramente anche la vita della compagna Lavinia Capobianco, a soli 41 anni, e il dolore è grandissimo. Ma io devo ammettere che sono molto addolorato in realtà della notizia che ho ricevuto sulla perdita di Lavinia. La notizia l'abbiamo appresa
questa mattina, non si sapeva se si trattasse di Lavinia o meno, però devo dire che appena abbiamo avuto la conferma mi sono particolarmente commosso, perché avevo avuto modo di incontrarla diverse volte, soprattutto a seguito dell'incidente del suo compagno Carlo Alberto, e in quell'occasione lei si era sempre mostrata molto gentile, empatica e aveva un'umanità che era non scontata. Ecco. Io le ultime volte che l'ho vista la ricordo come una persona che aveva il sorriso nonostante avesse un grande dolore che portava nel cuore, e questo ovviamente empaticamente mi ha coinvolto ancora di più nell'apprendere questa notizia. 497 giorni fa la tragedia che aveva coinvolto Carlo Murano, vittima di un incidente col parapendio sul Monte Baldo, con la purtroppo inutile corsa disperata all'ospedale di Trento. Una giornata drammatica che aveva strappato il sorriso a Lavinia e gettato tutti nello sconforto. Oggi una seconda mazzata sulle famiglie di quella coppia tremendamente sfortunata, con l'incidente stradale poco prima delle 5 del mattino che è costato la vita anche a Lavinia. Qualcosa di difficilmente spiegabile. Di loro però resterà sempre un ricordo splendido di una coppia piena di vita e amante di sport e avventure. Ovviamente la mia vicinanza, ma anche di quella di tutta la comunità. Erano comunque entrambi una coppia molto giovane, quasi miei coetanei, erano di 40 e 41 anni, erano dei ragazzi che comunque vivevano il territorio, per cui ovviamente la vicinanza da parte di tutta la comunità va ai familiari, agli amici e a tutti coloro che conoscevano Lavinia. A Codroipo invece un ciclista di 46 anni è stato travolto e ucciso da un furgone. Il conducente è fuggito ma è stato rintracciato nel pomeriggio in provincia di Venezia. Un incidente mortale sul ponte della Delizia, un ciclista è stato travolto e ucciso, inutili i tentativi di soccorso. La vittima, Kulmar Kulwinder, un uomo di 46 anni di nazionalità indiana, residente a San Vito al Tagliamento. Si stava recando al lavoro quando improvvisamente è stato travolto violentemente da un furgone lungo la strada statale 13 sul ponte della Delizia nel territorio comunale di Codroipo. L'uomo aveva con sé un giubbotto catarifrangente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e delisoccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Purtroppo è stato constatato il decesso. Ho sentito l'elicottero del pronto soccorso che si è fermato di fronte a casa mia e ho preso la bicicletta e sono andato a vedere cosa era successo sul ponte, perché era a metà ponte Tagliamento. Al che sono arrivato lì, però i carabinieri stavano facendo dei rilievi e mi hanno detto di lasciare il posto libero. Il che sono ritornato a casa, ho preso il cane e sono andato nel Tagliamento per fare il solito giro che faccio con il cane al mattino, e mi sono fermato appunto dove era diciamo più o meno caduto qualcosa dall'alto. Non ho visto altro che una piccola chiazza di sangue che era caduta, però dopodiché sono ritornato a casa. Ho trovato nel frattempo un documento di identità che ho portato ai carabinieri a Codroipo. C'era uno straccio bianco che non si vedeva più di tanto, anche perché sono rimasto lì veramente qualche secondo e poi sono venuto via. Il quadro dell'incidente però si complica ulteriormente. Il conducente del furgone infatti è fuggito subito dopo l'impatto. La bicicletta sarebbe rimasta incastrata nel veicolo e solo dopo 1,5 chilometri l'autista si sarebbe fermato scaricando il mezzo in un fossato per poi ripartire. Sul posto sono stati ritrovati inoltre frammenti dello specchietto del furgone, catadiottri e la bici completamente distrutta, mentre gli operatori sanitari hanno dovuto utilizzare un assorbente universale minerale per pulire la zona dove era presente molto sangue. L'incidente ha bloccato inevitabilmente il traffico sul ponte per diverse ore, mentre venivano effettuati i rilievi e le operazioni di pulizia. Fortunatamente le telecamere presenti nella zona hanno consentito di risalire rapidamente alla targa del furgone. Nel pomeriggio infatti il conducente è stato rintracciato a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, appartenente a una ditta della zona industriale di Padova e ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. La comunità intanto resta sotto shock per questa tragedia che ha visto l'ennesima vita spezzarsi sull'asfalto. Ad Arcugnano nel Vicentino un malore fatale è costato la vita a un operaio di 50 anni.
Arcugnano, tragedia via Monticello, un operaio di 50 anni è morto mentre si trovava all'interno di un appartamento per eseguire la manutenzione della caldaia, un'operazione che stava procedendo senza problemi quando improvvisamente l'uomo si è sentito male. Un malore apparso subito grave nonostante l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto i sanitari del SUEM 118, oltre a carabinieri, vigili del fuoco e personale dello Spisal, l'ente che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro che avrà il compito di ricostruire l'accaduto. Sono stati effettuati tutti i tentativi di rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Il medico ha dovuto dichiarare la morte del 50enne. L'addio questo pomeriggio nella chiesa di Ramon di Loria a Kevin Bonaldo. Oltre 800 persone si sono strette alla famiglia del ciclista 25enne colto da un malore al termine della piccola Sanremo di Sovizzo. È morto un mese dopo all'ospedale San Bortolo di Vicenza. 2 rose, una rossa, l'altra bianca e un peluche appoggiati sulla bara dalla fidanzata Alice. Il dolore degli amici e degli atleti, compagni di squadra di Kevin, lo strazio di genitori e fratelli. Non conta la destinazione ma il tragitto, dice con la voce rotta dalla commozione Don Andrea, parroco di Ramon. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. La lettera di Alice, i 7 anni passati assieme al suo Kevin. Tra 2 anni avrò una mia casa e tu sarai con me, le aveva detto il 25enne. Oggi il saluto colmo di dolore, ti sei spento piano regalandoci un mese con te, dove in realtà ora capisco che stavi dando tu la forza a noi. Hai lasciato una cicatrice che riempirò dei tuoi colori. Maxi furto in un negozio di carte Pokémon a Rubano. Mentre i ladri entravano in negozio, il titolare era, pensate, in sala parto con la moglie ad aspettare la venuta della figlia. Eccoli in azione i ladri che hanno colpito il negozio di Michele Greggio a Sarmeola di Rubano. Le telecamere hanno ripreso il blitz 7 minuti appena e fatto partire l'allarme direttamente al telefono del proprietario, che però in quei momenti aveva tutt'altro a cui pensare. Finché io ero in sala parto ad aspettare mia figlia e a fare forza alla mia compagna, hanno scassinato la porta del negozio e sono entrati a rubare soprattutto la mia collezione personale di carte Pokémon che erano qui presenti in negozio. Ci sono momenti della vita che sono totalizzanti, come la nascita di un figlio. È quello che stava provando Michele, solo che mentre nasceva la piccola Agata, nello stesso momento 2 ladri entravano nel suo negozio e si portavano via gran parte della merce in vendita, un'intera collezione di carte Pokémon di inestimabile valore. Un bottino da quasi 35.000 euro. Secondo me mi hanno tenuto sott'occhio per parecchi giorni e in 7 minuti hanno portato via 35.000 euro di merci e carte singole. Ci sono determinate carte che costano parecchio, molto, e soprattutto sono anche molto facili da piazzare nel mercato secondario, non nel mercato principale. Il fiocco rosa appeso alla vetrina, accanto il cartello che spiega alla clientela cos'è accaduto e perché il negozio è sguarnito. Adesso ci si attrezza bene, sì. Adesso prenderemo tutte le dovute precauzioni, anche se in questo momento penso a mia figlia e alla mia compagna, soprattutto. Una brutta avventura che non era mai successa a Michele e alla sua famiglia, titolari di un altro negozio sempre in provincia di Padova. In questo momento però difficile togliere il sorriso di bocca dal neopapà. Già non mi sarei mai dimenticato di quella notte, così è ancora più impressa nella mia mente. E comunque sono contentissimo, alla fine della nascita quella è la cosa principale, il negozio si rifà, bisogna sempre andare avanti. La politica e i candidati alla presidenza della regione a confronto a Padova davanti a 2.000 agricoltori della Coldiretti che hanno espresso istanze ben precise. Le bandiere di Coldiretti sventolate al Parageox hanno salutato la fine del primo confronto tra i candidati alla presidenza della regione. Dovevano esserci tutti, mancavano alla fine Fabio Bui ancora in bilico e Riccardo Sciumschi a Verona in tribunale per il simbolo. Ai 2.000 agricoltori riuniti 3 candidati hanno parlato di energia, di fondi, di consorzi di bonifica. Del presidente di Coldiretti Veneto la richiesta di un assessore e di un presidente di commissione agricoltura forti
in discontinuità con il passato. Hanno avuto una visione alle volte forse limitata per quanto riguarda il panorama della nostra agricoltura. È un'agricoltura molto variegata che si espande su 7 province, che va dalla pesca alla zootecnia passando per la coltivazione vegetale, e motivo per il quale è anche oggettivamente impegnativo seguire contestualmente tutti questi settori. Ma c'è bisogno che queste figure vengano sui territori, vengano nelle aziende, si facciano accompagnare dall'organizzazione come Coldiretti per capire con mano qual è la realtà che i nostri agricoltori vivono e attraversano. Alla richiesta i candidati hanno risposto. Ci sono sicuramente delle cose che devono essere migliorate sia nella quantità che nella qualità, e sicuramente sarà uno dei nostri impegni, quello uno di mantenere atto al tema della partecipazione, quindi che vengano coinvolti i corpi intermedi nella coprogrammazione, nella coprogettazione, e poi di stringere un'alleanza, perché l'agricoltura non solo è l'identità e la radice del nostro territorio, ma rappresenta un futuro molto importante per lo sviluppo economico. Un assessore che si occupi esclusivamente di agricoltura, quindi sganciandolo da altre deleghe, un assessore che prenda in considerazione un piano regionale per l'agricoltura, sviluppando le opportunità del piano di sviluppo rurale, sviluppando le potenzialità del nostro territorio, che è un territorio che ha voglia di innovare. L'agricoltura non è un settore legato al passato come qualcuno crede, è un settore che guarda con coraggio al futuro, e noi abbiamo bisogno di veneti che guardino con coraggio al futuro. Così Alberto Stefani nel giorno dell'annuncio che sarà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chiudere la sua campagna elettorale a Mestre in piazza Ferretto con i big del centrodestra Matteo Salvini e Antonio Tajani. Di tenore diverso l'intervento di Marco Rizzo, che per la prima volta parlava alle 60.000 aziende agricole venete. In tanti vogliono mettere il piede nel piatto, in primo luogo le grandi multinazionali del cibo, le grandi banche, la finanza, che pensano di arrivare in Italia, nel Veneto, e di prendere i migliori prodotti della terra e di lucrare sopra. Noi dobbiamo difendere la terra, difendere l'autonomia del Veneto, la sovranità del nostro paese, perché senza sovranità non c'è autonomia, e lo dobbiamo fare sapendo che ci sono dei nemici. L'Unione Europea è un nemico dell'agricoltura del Veneto. E dunque Fabio Bui e Riccardo Szumski assenti a Padova perché alle prese con le contestazioni ricevute a Simbolo e Lista. Adesso aspettiamo domani mattina, quando si riunisce la Commissione, e speriamo che questo ricorso che ho presentato venga accolto favorevolmente. Lista dei popolari di Fabio Bui sub iudice. Entro domani sera i giudici della Corte d'Appello di Venezia dovranno decidere se accogliere il ricorso predisposto nella notte da un pool di avvocati e riammetterla. Il problema è il ritardo con cui è stato presentato un documento, la nomina dei sottoscrittori del candidato presidente. È proprio un cavillo giuridico che peraltro penalizzerebbe noi stessi come lista, perché non avremo i delegati e i seggi sul Presidente che controllano i voti del Presidente, mentre sono passati gli stessi che controllano le nostre liste che sono state approvate in tutte le province. È proprio una questione formale, anche di difficile comprensione anche da parte di noi stessi. Una questione formale che rischia di essere sostanziale per l'ex presidente della provincia di Padova e la sua squadra. Attendiamo fiduciosi il parere della Corte d'Appello, altrimenti si andrà al TAR. Si andrà al TAR quindi bloccando tutte le procedure elettorali per una settimana almeno. È un danno molto grave che stanno facendo a un candidato che è il sottoscritto, che doveva impegnarsi in questi giorni in questa campagna. Risolta in mattinata al Tribunale di Verona l'altra contestazione, quella mossa al simbolo di Resistere Veneto, la lista di Riccardo Szumski. Sarebbe stato copiato, questo è il motivo della contesa. Al centro il leone di San Marco in Moecca, simile cioè a un granchio che fa la muta nella sua posa con le ali raccolte a ventaglio. Per il candidato presidente una manovra leghista, fatto sta che Szumski si è presentato in tribunale col suo avvocato, uscendone poco prima di mezzogiorno vittorioso. Certo che è un po' strano che ci sia stato sempre a Verona prima una contestazione
sulle firme, su ben 400 firme che poi abbiamo risolto perché erano del tutte legittime, e poi sia arrivata proprio a Verona una contestazione da parte di terzi rispetto al nostro simbolo dichiarato confondente. Bene, insomma, con quello che abbiamo presentato di documentazione tutto è stato appianato e siamo ufficialmente pronti alla campagna elettorale. Sempre in queste ore era aleggiata un'altra ombra sulle liste depositate, non di un outsider questa volta, ma addirittura di Fratelli d'Italia. Il coordinatore regionale Luca De Carlo non perde però il proverbiale aplomb e smentisce. Abbiamo un verbale che dice che è tutto a posto, un verbale consegnato dalla Corte d'Appello, quindi è una non polemica secondo me. Nessuna integrazione di documenti, afferma De Carlo. Ma siccome non ci ha chiesto nulla a nessuno, anzi ci ha mandato un verbale dicendo che è tutto a posto, non vedo perché avrei dovuto fare cose in più. In manovra economica garantiti 4 miliardi alle imprese italiane, così da Mestre il ministro Urso. L'avevo promesso allora e l'abbiamo realizzato in questa manovra economica. 4 miliardi di euro con lo strumento necessario dell'iperammortamento, utilizzabile subito dalle imprese, ma che ha effetti sul bilancio dello Stato negli anni successivi quando abbiamo maggiore capienza fiscale. Il ministro Urso a Mestre per un bilancio dei primi 3 anni di governo Meloni a margine della presentazione dei candidati veneziani di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale Veneto ha anticipato così la nuova transizione 5.0, rispondendo ancora una volta alle critiche degli industriali, aggiungendo inoltre: integra sia quanto faceva Industria 4.0, cioè investimenti in innovazione digitale, sia gli investimenti in innovazione energetica ed ambientale, così che le imprese possano, con un'unica misura, affrontare la duplice transizione, quella digitale e quella ambientale, che necessita di efficientamento energetico per ridurre i consumi e il costo dell'energia. Negli ultimi 3 anni, ha aggiunto poi il ministro, abbiamo tolto il reddito di cittadinanza e abolito il super bonus. Non c'è stata la rivolta sociale, ma 1,2 milioni di nuovi occupati, e quelli che avevano il contratto determinato sono stati stabilizzati. Poi un punto sulle crisi aziendali venete. Per quanto riguarda Speedline, nessuno credeva che fosse possibile. Abbiamo ricondotto a ragione la multinazionale che ne aveva approfittato? Sì, ci siamo riusciti, e quindi i commissari ora possono finalmente aggiudicare questi impianti così importanti e significativi, questa azienda storica del nostro paese, del nostro Veneto, a chi voglia davvero investire nel rilancio dell'impresa. Per quanto riguarda il caso Coin, molto importante e significativo, abbiamo trovato una soluzione con l'intervento di Invitalia, salvaguardando un'altra azienda storica veneta che oggi ha diverse realtà produttive nel resto del paese. È tutto, ora le previsioni del tempo, a me non rimane che augurarvi una buona serata, arrivederci.